E polemica, si grida allo scandalo. E la domanda tra un caffè e l'altro consumato tra i tavoli dei bar della Vigata di Camilleri è se le casse del comune siano tornate floride. Non un semplice pettegolezzo di popolo, ma un dato di fatto, che parte da un dato inaspettato da una giunta e un consiglio a 5 Stelle. A Porto Empedocle è stato reintrodotto il gettone di presenza di Aula Mormino. Cioè dopo 2 anni i consiglieri hanno deciso di incassare poco più di 30 euro per ogni seduta. È da sottolineare che l'unico a essere contrario è stato il consigliere Dario Puccio e Marilu Caci, presidente del Consiglio, ha scelto di astenersi. I consiglieri Giancarlo Tormino e Domenico Palumbo Piccionello se ne sono andati prima della votazione manifestando dissenso. Alla forca mediatica invece tutti favorevoli, sui social impazzano le critiche per una scelta che viene giudicata assolutamente inappropriata, considerando che il comune di Porto Empedocle sta vivendo la sua forse più sanguinosa crisi finanziaria. Favorevoli e dunque tutti coloro che hanno permesso di reintrodurre il gettone di presenza sono Gero Sanfilippo, Salvatore Ersini, Morena Cortelli, Antonina Pullara, Giuseppina Termini, Concetta Sacco, Alfonso Scimè, Giuseppe Todaro. E io pago!